Presentata a Roma nella sala dell'Istituto di Santa Maria in Achiro del Senato della Repubblica, la terza edizione della Notte dei Serpenti, il grande evento di musica, tradizione e cultura popolare promosso dalla Regione Abruzzo, in programma il prossimo 20 luglio a Pescara. Grande soddisfazione è stata espressa dal maestro Enrico Melozzi, che ha annunciato due importanti novità per l'edizione 2025. Allora, le tre novità sono che quest'anno la Notte dei Serpenti non si fa più di sabato ma si fa di domenica, però la data è la stessa dell'anno scorso, 20 luglio, ma domenica 20 luglio. Un'altra novità è che abbiamo ascoltato e quindi abbiamo deciso di riportare il palco come era in origine, quindi con le spalle al mare, sperando che il tempo e il meteo sia clemente e che consenta a tante barche e imbarcazioni, pattini, moto d'acqua di animare l'acqua che di notte è nera alle spalle del palco. E poi volevo darvi le iniziali di un paio di ospiti. Un ospite, le iniziali è E, L, e un altro ospite, T, G. Vediamo se indovinate.